Se obbedite perché tutto finisca presto, sappiate che è proprio perché voi obbedite che non finirà mai. Ciao a tutti i videoamatori e le videoamatrici di Senza Fissa Dimora e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi volevo parlare della manipolazione perversa da parte dei media, dei giornali, delle TV, per farvi credere di essere soli. Non so quanti di voi conoscano questo tipo di manipolazione e non so neanche quanti di voi hanno subito nella loro vita questa tipologia di manipolazione e non so quanti di voi abbiano subito direttamente o indirettamente la violenza da parte di un manipolatore perverso. Parlo al maschile, ma è altrettanto valido al femminile. La manipolazione perversa non ha sesso. Un esempio valido per farvi capire di cosa sto parlando è la presenza nella vostra vita di un'amicizia o di una relazione tossica, cioè una relazione che è molto più dannosa che producente e che voi, volenti o nolenti, siete costretti a subire, o perché l'avete in famiglia, o perché l'avete scelto voi liberamente tra le vostre amicizie, o addirittura perché ve lo siete sposati o avete scelto di viverci a fianco. Ciò è valido anche sul lavoro, è valido anche per alcune tipologie di persone che non abbiamo direttamente scelto, ma che comunque ci troviamo ad affrontarle giornalmente. La caratteristica fondamentale di questa tipologia di relazione è che attraverso la manipolazione, colui che commette la violenza, verbale o fisica, non ha importanza, ma colui che commette questa violenza manipolerà attraverso il dialogo la vittima facendola passare come carnefice. Infatti, dopo che lui o lei avrà commesso contro di voi la violenza, riuscirà, forzando la realtà, spostando l'attenzione da una parte all'altra della responsabilità civile, etica, morale, userà tutte le sue armi per far credere a voi, che avete subito appunto la violenza, di essere i responsabili, che la colpa è vostra. Vi ricorda qualcosa tutto ciò? Il violento capovolgerà la situazione a suo favore. Quindi, oltre a aver commesso la violenza, il crimine, l'abuso, farà credere a voi abusati che è colpa vostra, che non siete stati all'altezza, che avevate troppe aspettative, che non vi siete comportati esattamente come vi è stato detto, o che comunque, per colpa dei vostri geni, per colpa del vostro fisico, per un fattore esterno, voi siete direttamente o indirettamente i responsabili. Porre un obbligo verso una determinata categoria di persone non è che l'inizio. Infatti, prima vennero a prendere gli infermieri, poi toccherà ai ristoratori, poi toccherà a tutte le persone che lavorano a contatto col pubblico, a tutti quelli che lavorano nel settore pubblico, a tutti quelli che lavorano nei trasporti pubblici. Poi arriveranno al privato e poi verranno a prendere te che guardi questo schermo. Il manipolatore perverso, la persona traumatizzata, nella stragrande maggioranza dei casi ha subito la stessa identica violenza nel suo passato, recente o meno. Per questo motivo vuole infliggerla anche a te, che non l'hai ancora subita. Se voi capite quello che vi sto dicendo, capirete anche in gran parte quello che sta succedendo alla nostra società già da almeno un ventennio o più. Vedete,
Colui che manipola gode nel farvi sentire colpevole, gode nel trarre vantaggio politico, economico, anche per puro gusto. Non è importante. L'importante è che lui si affermi come capo, come potere decisionale nei vostri confronti. È un tiranno, è un sadico. E se non farete come dice lui, sarete colpevoli e responsabili per la morte di migliaia di persone, colpevoli di una ripresa economica che non ci sarà mai, colpevoli di un ritorno alla normalità che non avverrà mai, proprio perché è il tiranno responsabile di questo disastro e lui lo sa perfettamente. La libera scelta è un problema etico. La libertà è un rischio per la democrazia. Oggi in Francia, domani, mi auguro di no, ma sarà l'Italia, dopodomani la Spagna. In questi paesi, nei prossimi mesi, ci troveremo davanti a un'opportunità storica irripetibile. Potremo, tutti insieme, scegliere se uscire da questo enorme bluff, da questa partita di poker che non abbiamo scelto di giocare. Potremo uscire da questo sistema una volta per tutte. La scelta è tra rimanere bambini o diventare adulti. La scelta è se continuare a vivere nella sindrome di Peter Pan, nell'eterna adolescenza, nella totale irresponsabilità delle nostre scelte quotidiane, o crescere, perché diventare grandi implica la responsabilità e c'è un prezzo enorme da pagare per essere liberi. Per ciò che mi riguarda personalmente, sono molti anni che ho fatto questa scelta e ho pagato caro il prezzo. Ho pagato perdendo amicizie e contatti, membri della famiglia, lavoro. Ho visto allontanarsi familiari, ho visto allontanarsi migliori amici. Ho persino perso possibilità economiche notevoli, cose che mi davano sostento anche solo fino a pochi mesi fa e che adesso non esistono più. Ad oggi, perdendo anche l'accesso a beni e servizi di primaria importanza. Ma ciò che non ha un prezzo, ciò che non vale niente di tutto ciò, è la mia libertà. Tutto ciò non vale nulla se non ho la libertà di scelta. Anche perché nella libertà di scelta c'è anche la libertà di scelta delle amicizie. C'è anche la libertà di scelta di ciò che è necessario o no, dell'essenziale o no. Sono io che decido ciò che è essenziale. Sono io che decido i miei rapporti e sono io che decido le mie amicizie. Per quelli che ancora mi chiedono se io mi farò forare o no, o che hanno dubbi, vi consiglio di guardare alcuni miei video o di cercare in internet i meccanismi che regolano il funzionamento del vostro cervello. Perché come ho già detto, se voi non vi occupate di capire come funziona il vostro cervello, ci sarà qualchedun altro che lo farà per voi. Il vostro cervello, come il mio, gode delle scelte immediate, gode del bene immediato, si nutre di benefici istantanei, come ad esempio farsi forare per viaggiare, senza neppure porsi il minimo problema. Molti lo fanno solo per essere solidali agli stupidi, un utile idiota solidale agli altri utili idioti. Risultato, un'idiozia collettiva. Non esiste nessuna persona al mondo a cui voi dovete rendere conto che non sia voi stessi, il vostro corpo, la vostra salute. Di lì scende tutto il resto. La priorità è la vostra famiglia, non la massa, i vostri figli, non il gruppo, non lo studio, non la scuola, non il lavoro, non lo shopping, non le vacanze, non i viaggi all'estero, non l'università, non i supermarket, non i centri commerciali, non i cinema, non i teatri.
Bisogna rimettere la scala di valori al suo posto. Solo i più determinati in tutto ciò rimarranno in piedi. Il 75% della popolazione mondiale non ha subito nessuna foratura. Non lasciate la battaglia adesso, non licenziatevi, non abbiate paura, non siete soli, non siete soli. Siamo milioni, siamo miliardi. Non dovete giustificarvi con nessuno. Esistono migliaia di manifestazioni in giro per tutta Europa. Non pensate che ciò cambi nulla, non pensate che cambi la visione dei politici, non pensiate di cambiare la politica scendendo in piazza. L'unica cosa che farà scendere in piazza sarà fare bene a voi stessi, sarà farvi sentire meno soli. Capirete che siamo molti e capirete che insieme potete cambiare le cose. A tutti quelli che per anni hanno ingurgitato, ingoiato tutte le informazioni provenienti da mass media e televisione, per tutti loro adesso è venuto il momento di prendere in mano la vostra vita. Noi, tutti, abbiamo il coltello dalla parte del manico. Noi, tutti, siamo l'economia. Abbiamo una grandissima occasione come consumatori. Farsi forare è consumare. Mangiare una mela è consumare. Andare al cinema è consumare. Viaggiare è consumare. Andare al ristorante è consumare. Andare a teatro, andare sull'autobus, fare benzina è consumare. Possiamo scegliere finalmente, dopo anni, di non consumare. Loro ci obbligano da sempre a consumare e ad oggi ci obbligano con il ricatto a consumare. Vuoi consumare? Vuoi andare al cinema? Vuoi andare a teatro? Devi forarti. La cosa più preziosa che abbiamo e che loro vogliono da noi è la nostra attenzione. Ascoltare il Presidente della Repubblica, di qualsiasi Repubblica, quando parla, è consumare. Giocare al loro gioco perverso è consumare. Partecipare alla partita di poker, anche bluffando, è consumare. Essere ingranaggio di questo sistema, anche se non ne condividete nulla, è consumare. Lasciate perdere per una volta il meccanismo azione-reazione. Prendete in mano le vostre azioni. Boicottate tutto. Fate quello che diceva Gandhi. Non partecipazione. Boicottare, boicottare, boicottare. Non partecipate. Se scendete al compromesso di uno scanner oggi, di un codice QR, sarete costretti a cedere pezzi della vostra salute, del vostro corpo, della vostra vita privata, della vostra sfera intima domani. Una prova del vostro stato di salute per entrare al ristorante oggi è solo ed unicamente un segnale di obbedienza. Sarete la prova vivente che vi hanno ben addomesticato, che siete dei bravi soldatini, che siete stati ubbidienti e che avete ben adempito ai vostri compiti e che avete per tutta la vita aspettato la luce verde per attraversare la strada al semaforo. Se aspetterete anche questa volta il verde per passare, sappiate che quella lampadina non si accenderà mai. L'unico modo di vincere questa volta è di non partecipare alla partita. Se vi sentite minacciati, se vi sentite ricattabili, questa volta dovrete ignorare il manipolatore. Non cambiate nulla di quello che eravate prima. Non cedete neanche un millimetro. Rimanete lì dove siete. Rimettete la Chiesa al centro del villaggio. Informatevi sulla manipolazione perversa.
informatevi sulle relazioni tossiche, informatevi su come funziona il vostro cervello, non solo sul mio canale. Cercate in internet, cercate su Google, cercate in YouTube, cercate ovunque. Cercate anche tra gli amici, parlate di tutto ciò. Il manipolatore perverso detesta vedere la vostra felicità. Odia vedervi stare bene, vedervi sereni e tranquilli, vedere che le proprie minacce non funzionano, non fanno presa su di voi. Vedere i propri tranelli, i propri giochini psicologici fallire. Restate in mezzo alla gente positiva, non frequentate collaborazionisti. Pensate in maniera autonoma e comportatevi da adulti. Non siete soli, non siete soli e loro non vinceranno mai. Ricordatevi questa frase, questa citazione, che non è mia, ma non ha importanza. Ricordatevi queste parole. Se voi non fate parte della soluzione, fate parte del problema.